Buongiorno a tutti, eccoci qua, siamo tornati a una nuova puntata di Veneto Globe, Arte, Cultura e... Questo sabato abbiamo un altro ospite nell'ambito dell'arte, ma non ve lo svelo subito, ve lo svelo dopo la pubblicità, non andate via. Eccoci tornati. Allora, alle mie spalle ho un indizio del nostro ospite, che poi lo vedrete oggi pomeriggio all'inaugurazione della nuova galleria all'interno di Corte delle Rose, Artiglio. Quindi lui è un artista che fa parte di questo mio nuovo progetto, questa galleria che si inaugurerà alle 18 oggi. Adesso vi presento l'ospite. Qui con noi abbiamo Carlo Baldassin. Buongiorno. Ciao Carlo, grazie per essere venuto qua e dopo ci ritroviamo in Corte delle Rose per l'apertura di questo nuovo progetto. Alle nostre spalle, visto che c'è il tuo quadro, che le persone potranno poi venirlo a visitare perché sarà esposto in galleria a Corte delle Rose Conegliano, numero 48. Questo progetto è un progetto che abbina l'arte e abbina il cibo, quindi sarà un aperitivo abbinato ad una mostra d'arte, a un colloquio con gli artisti, ma non vi svelo niente, verrete e lo scoprirete da soli. Noi parliamo di Carlo oggi. Allora Carlo, da dove nasce questa tua passione? Perché fai delle opere veramente bellissime. Grazie, ma diciamo che sono nato su una famiglia che comunque col papà artista, sono nato mostre nello studio del papà, quindi sì, si respirava aria di arte. Quindi sei un figlio d'arte, sì, come si suol dire. Non sono bravo come lui, ma però sì, fin da piccolo insomma sempre stato in studio del papà, pittori che giravano per casa, mostre. Sì. Sì, l'hai avuta sempre nel sangue, quindi è normale che da lì poi sfocia la tua creatività. Come si dice, bisogna lasciare il libero uscito alla nostra natura innata, come si può dire. Però oltre, tu usi smalti, usi acrilico? Sì, dipende. Ho iniziato con lo smalto, poi dipende, foglia d'oro mi piace molto, l'acrilico, sì, dipende la dimensione della tela e che tipo di effetto gli voglio dare, insomma. Certo. Sì, poi sperimento tanto. Sì, qualsiasi cosa. Questa è la cosa bella dei creativi, oltretutto. Sono curioso. Sperimentare, infatti. Però adesso facciamo girare qualche opera tua, così le persone da casa vedono. So che oltre a fare questo, tu comunque sei incimentato anche con l'utilizzo di altri materiali per le tue opere, se non sbaglio. Legno o materiale di recupero, tipo? Sì, qualsiasi cosa fosse da recuperare, a me piaceva ridar vita a qualsiasi cosa faccio, insomma, è la mia passione. Dopo, sì, ad esempio non uso nemmeno le tele tradizionali, mi faccio il telaio io e non mi trovo, preferisco la superficie ruvida e come si dice, resistente, cioè la tela non riesco, ho provato. Ma è meglio lavorare. Uso tanto la spatola e comunque mi piace molto, tipo giornali, qualsiasi materiale di recupero. No, bello, fai cose molto interessanti, si vede proprio che hai una lavorazione, una preparazione dietro, come si dice, noi creativi dell'arte ci piace sperimentare, quindi è bello anche portare anche un esempio come lui, perché così potete anche vedere come lavora, come gli piace sperimentare, perché del resto è sempre un lavoro artigianale, è sempre un lavoro... Sì, assolutamente. Niente è uguale. Ogni cosa che tu fai è sempre un pezzo unico, diciamo, quindi la cosa bella è anche questa, no? Sì. C'hai un
non so, un'opera tua, una creazione tua che la senti più dentro di te, una tua preferita? Evo, la tela più grande che ho fatto, che se non sbaglio sono 2,40 m per 2,40 m, quella sì, quella è stata una cosa, sì, mi dispiace averla finita, insomma. Ah, è stata Sì, una cosa... sì, là proprio ho deciso una mattina, Sì, in una giornata ho preparato la tela e sì, non bravo. ho dormito la notte perché avevo voglia Beh, di dipingerla, insomma, capisco, era... forse anche i nostri amici artisti ti Sì, capiscono. sì, sì, quella in particolare, sì, la Evo, la più grande, insomma, sì. E ti è venuto proprio, è stata una Sì, cosa... sì, sì, ho dovuto addirittura usare un ponteggio per lavorarci dall'alto e sì, quella è stata una bella esperienza, sì. Bene. Infatti ogni tanto vado su e me la guardo in studio, Beh, diciamo, mi rilassa. è come un tuo piccolo bambino, Sì, 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 la tua quella sì, creazione. quella Poi sì. è bello perché anche su queste cose sei appoggiato dalla tua metà, Beh, no, grazie a dalla lei tua che sì, compagna, sì, dalla sì. tua moglie, anzi adesso Sì, adesso sì. compagna di avventure possiamo Sì. dire Giada, che salutiamo. Come si dice, dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna, ma più che altro è una grande donna che sostiene un grande uomo. Vabbè. Quindi avete una bellissima Ma simbiosi è e lei che comunque... comunque mi ha spronato perché io i quadri che facevo non li ho mai mostrati quasi a nessuno, nel senso è stata lei e Eh, poi me ne accorgo quando lei non c'è in studio, io dipingo, amore, anche questo non è è la voler stessa valorizzare cosa, non è la il proprio stessa cosa, partner. sì, sì, Bello sì, anche questo, molto bello. È sì, incentivante, sì, certo. Vedo che anche a te piace molto il rosso, il nero sì, e il bianco, come piacciono a me, sono tra i miei colori preferiti, ma questo qua dietro è veramente strepitoso. Infatti, poi chi lo vuole vedere può venirlo benissimo a vedere esposto in galleria e fa il suo effetto, devo essere sincera, e come molti altri che beh, avete visto e adesso vediamo ancora. Ma c'è anche una tua creazione fatta con i tubi? Cos'è che hai creato? sì, Che se no, non sbaglio. quelli, gli Gli scaffali con i scaffali. tubi d'idraulico, sì. Che idee! È stato un periodo, mi piaceva e qualche anno ho fatto, sì, non tantissime cose, però sì. Ma ogni tanto mi torna, magari smetterò di dipingere, farò... È ingegnoso. Sì, sì, mi piace ogni tanto. Bello così Sì, sì, perché sì. comunque ridai nuova vita a qualcosa che magari sembra Sì, scontato, ricrei, rifai, gli ridai un'altra anima, sì, un'altra... tutto quello che è vecchio, che la gente non vuole, a me è sempre piaciuto recuperarlo e magari ridargli un'altra vita, un altro... Ho Eh, sempre avuto quella passione fin da piccolo. bello questo, bello. Infatti più che artista sei proprio un creativo. Sì, no, io non sono la parola artista, è una parola Eh no, ma grossa. la parola artista è una cosa che tanti toccano e usano. Più che altro non siamo noi a definirci artisti, ma sono gli altri che possono definire artista una persona. Perché secondo me pittore, creativo, comunque rientra come il cantante, lo scrittore, ballerino, sono comunque artisti. Artisti è quella persona che secondo me trasmette qualcosa. E secondo me tu sei un artista perché comunque trasmetti, perché trasmetti un'emozione, che sia positiva o negativa, tu trasmetti un'emozione, quindi secondo me tu sei un artista a tutti gli effetti, per quello che io posso dire. Perché comunque l'arte deve darti qualcosa, non basta guardare, devi riuscire a fare quel qualcosa che la gente sia attirata e voglia osservare e andare oltre il quadro, no? Oltre il quadro perché ogni pezzo è una parte di noi. Sì, ma è chiaro, sì. Quindi c'è chi lo capisce, c'è chi non lo capisce, c'è chi ha interesse, chi no. Poi secondo me l'arte contemporanea è abbastanza, non snobbata, però a volte poco compresa. Stavo già parlando con Sì, altri nostri colleghi pittori che a volte si sentono no, incompresi, poco capiti, un po' snobbati in quello che fanno, trovano il loro sbocco, comunque le loro soddisfazioni, però in altri ambiti o comunque anche durante la pandemia è sempre stato comunque un settore abbastanza anche messo da parte, sì, abbastanza sì. non dimenticato, però poco considerato, poco considerato. Noi pittori creativi siamo stati molto poco considerati, ecco, quello è vero. Durante la pandemia tu come hai, a parte Sì, che siamo ancora in pandemia, ma proprio nel periodo lockdown, sì, beh, lì ho dipinto tanto, sì. Non ero a casa sempre perché comunque ho lavorato, però sì, mi è servito. eh, Sì.
Sì, È sì, stato sì, un bel... a me rilassa, quindi io ogni quadro che faccio, anche a distanza di tempo, mi ricordo il momento che l'ho dipinto, se ero magari era un bel periodo o ero nervoso, e sì, è quello che a me serve più che altro. Sì, Certo. dipingo e mi rilassa. È una Sì, cosa sì, bella questa. Poi è bello perché ti rilassa, poi fai di quei quadri che sono molto prorompenti, anche molto profondi. Quindi è come se proprio tu butti fuori qualcosa di tuo e poi cambi il tuo stato d'animo. A me succede a volte con i quadri. Io penso a una cosa e poi ne creo un'altra totalmente sì, diversa da quello che ho in sì, sì, mente sì, sì. quando faccio gli astratti, perché sennò io ho un genere un po' fumettista che più il disegno, però a volte non, diciamo, sono riuscita a proprio buttarmi anche sulla strada del fumetto perché mi piace molto, ma nella mia indole io sarei molto iperattiva, quindi io faccio fatica a star lì e a concentrarmi su un soggetto, sui dettagli. Io sono un po' più emotiva, ho bisogno tanto del colore, Deve quindi essere immediato per me, sì, nel senso non deve durare troppo, se poi a volte no dico non è mai finito, se così non va bene, così sugli astratti succede, sugli astratti, quelli della nostra espressione, io dico l'espressione del nostro io li chiamerei più sì, che astratti, perché sono talmente personali che è difficile dare una definizione, tu lo sì. devi guardare o ti piace o non ti piace, Sì, cioè, sì, arriva un punto che magari non sì. mi convince, e mi fermo una mezz'ora e dopo magari 10 minuti, due colpi di pennello e dopo dico no, ok, basta, da là non lo tocco più, quindi sì, è un po', è difficile da spiegare, insomma. Sì, no, è difficile, Sì, è proprio... Usiamo il colore per spiegare quello che non riusciamo a spiegare, sinceramente è questo. E con questo volevo proprio agganciarmi anche al nuovo progetto che stiamo facendo qua con Eliano, infatti ringrazio anche Carlo che è uno degli no, grazie a artisti te. principali con cui stiamo partendo. È importante per me dare visibilità, comunque dare importanza anche a, a delle realtà e comunque anche a dei creativi che secondo me meritano e con Eliano ha bisogno, anche perché Corte delle Rose è un punto molto cioè, importante, comunque anche comunque deve essere valorizzato, Sì. è un punto abbastanza di passaggio, comunque la gente dovrebbe anche un posto molto rinomato e quindi è bello dargli un po' di quel, come si dice, quell'importanza e anche quella vita che manca perché è un po' Negli anni ha perso un spento, sì. pochino, E merita. quindi il nostro compito è anche quello di riuscire a ridare, come si dice, un nuovo colore, come si Sì, dice, una nuova visione, un nuovo colore del posto, anche per la gente stessa, per Conegliano è sempre un modo per valorizzare anche la città, perché insomma, città d'arte merita Conegliano, e possiamo contribuire a qualcosa di buono, ben venga, poi certo. si è apprezzato ancora di più e quindi le iniziative sono belle, poi avendo anche persone con cui riesci a farle, perché comunque deve esserci una collaborazione, deve esserci Sì, qualcosa che la gente comunque ci creda, perché su tutte le cose che si fanno, il punto principale è crederci. sì, E assolutamente. se ci credi, ci arrivi e ottieni. Altrimenti, se tu devi essere la prima persona a crederci, poi hai le persone attorno che ci credono a te, allora è ancora meglio, diventa ancora Ti più aiuta. fattibile. Esatto. Sì. Però principalmente dobbiamo crederci, ma anche tu penso quando fai un qualcosa, tu parti però ci credi in quello che tu fai, Beh quindi sì, se sì, no sì, sì, non faresti chiaro. queste cose che fai, perché per quanto Dopo tu... ho avuto chi mi ha spronato perché sì, sono un po', sì, nel senso non... no, Beh, è bello così, hai avuto una persona, anche la persona accanto, sì, sì, che ti aiuta tanto, è bello. Penso che sia una cosa che dà veramente forza e che questo legame anche vostro, penso che molti lo invidino, devo essere sincera, perché è bello, è doppia forza in quello che fai, sì, quindi lo fai molto più volentieri, anche perché hai una spalla e poi, a sì, parte il matrimonio che vi siete sposati da poco, quindi vi faccio anche le congratulazioni. grazie. E dovrebbe essere proprio anche quello, la suddivisione non solo cioè, delle gioie e dei dolori, ma anche cioè, contribuire alle gioie Sì, insieme. E questa è una cosa sì, sì, sì. bellissima, veramente. Comunque, bene, devo dire che per chi vuole vedere le opere dal vivo di Carlo, intanto può cominciare a venire in Corte delle Rose da stasera alle 18.
e dopo in poi può seguirlo sulle pagine Facebook, può seguirlo su Instagram, tutti i suoi lavori e tutto il suo percorso, perché insomma è una persona che è arrivata a questo punto, hai fatto un bel percorso della tua vita e quindi sì, adesso cosa stai facendo? Cos'è che stai preparando di Adesso, no, nuovo? adesso Hai finito un po' di... no, adesso dipingo tanto, Ah, restauro mobili, ho fatto un po' di tutto al legno, qualsiasi cosa che sia col legno a me è ok. sempre piaciuta tantissimo, soprattutto il legno vecchio. Però adesso è 2 annetti che dipingo, sì, io non vedo l'ora di tornare a casa e Vedi, dipingere, è sì. una cosa tua, Sì, sì, è sì. bello perché comunque anche tanti artisti partono, dopo fanno un periodo, un percorso, dopo cambiano, dopo trovano un'altra Sì, dopo, dimensione. come chiunque, ci sono dei momenti in cui dipingi di più e alcuni momenti che cioè, sì, non lo fai, però sì, vedo che Certo. più passa il tempo e più mi piace, insomma, è più... È bello Sì, così, sì, sì, bello, sì. bello perché si vede che è proprio una passione, perché Sì. tanti purtroppo va a finire molte volte mollano, non vanno avanti. No, non so, quello è un Sì, errore. Quello. però se si può, Sì. anche in base alle possibilità, ma comunque secondo me io dico si può. Volere è potere, dopo ovviamente tante volte ci sono delle forze più grandi di noi, però se riusciamo a Sì. portare avanti sempre la nostra passione, secondo me aiuta anche su tante cose. Poi se una cosa piace, il Esatto. tempo e la voglia la trovi sempre, insomma, Esatto, se una non... cosa bella Sì, questa è quella che hai detto, esatto. quindi sì. Quindi tu ti rifai magari, hai un pittore con cui ti sei mai rifatto, comunque preso spunto, che ti piace particolarmente nella... Beh, a me in assoluto piace Pollock, sì, lo considero proprio un dio Beh. perché sì, Il a volte Pollock è morto incompreso. eh, sì, dopo io Sì, tanto a me è sempre piaciuto, mio papà ha fatto anche mio papà come artista ha fatto delle fasi nella vita e ha cambiato anche genere e io quando ho iniziato a fare l'astratto, che sì. già a scuola l'avevo fatto e c'era il mio professore che insomma ho avuto un professore che mi diceva tu devi continuare con l'astratto e mi ha spronato, però dopo quando ha iniziato mio papà a fare, non è proprio un astratto ma sì, interpretabile Ok, e là mi sono innamorato, sì, proprio, hai, sì, hai sì, sì, capito sì, sì. cosa... Ogni tanto me lo facevo a casa su un foglio, buttavo via, sì, e dopo alla fine avevo deciso, da oggi inizio con una tela, e sì, Vedi, è che sei... sono andato sempre esagerando Sì, perché con, infatti con le tu fai delle dimensioni. cose Ma grandissime. io, Io ti ho conosciuto che fai dei lavori, capolavori giganteschi, cioè è impossibile non rimanere impressionati davanti ai tuoi quadri perché sono una io roba... riesco sul grande, cioè Sì, mi dà più, più grande è, più più contento sono, soddisfazione hai? se più soddisfazione ho. Sul piccolo mi sento come legato, Ti senti, sì, ti è senti più forte di me, magari mi certo. dicono fa qualcosa di più piccolo, ma No, no, ma sai, devi seguire la tua natura, lo magari fai ci provo, benissimo. piace, però non mi convince per me ad essere grande, insomma, no? Sì, Certo, sì, no, sì. no, ma fai benissimo, è giusto che porti avanti questa, senza limiti, Sì, senza... sì, so che esagererò, cerco sempre di farli più Noi se grandi. vuoi ingrandiamo, troviamo gli spazi giganti per te. So, ho uno spazio grande, però ho fortuna di avere Sì, uno spazio grande, però no, sì. veramente, No, dove dipingi tu sei fortunato, è un posto veramente sì, ottimo, sì. puoi dare Poi libero vuol dire sfogo, tanto la luce, sì. Se hai uno spazio aperto è molto certo. più facile, insomma, dipingere. Sì, Sì. sì. Bene, bene. Beh, allora cosa ti dico? Adesso siamo in chiusura. Ti ringrazio per essere stato qua Grazie a con te, noi. No, grazie, figurati. veramente. E noi adesso tra poco ci spostiamo e ci vediamo in centro con Eliano. E niente, è stato un piacere. Anche per me. E Grazie. torniamo subito e lanciamo la pubblicità intanto.
vi salutiamo, ci rivediamo la prossima settimana su Veneto Globe con la puntata quella della vigilia di Natale, quindi non mancate. Vi aspettiamo a Conegliano in centro oggi, che tra oggi e anche domani fine settimana c'è un po' di fine settimana canoro qua a Conegliano, e intanto continua il nostro Natale coneglianese. E grazie ancora per essere qua con noi. Io saluto Carlo, grazie. Grazie. Grazie a tutti e ci vediamo la prossima settimana.